Senza filtri né censure. Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. La linea a te, Antonino. Grazie Andrea, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, giovedì 6 di giugno, è l'anno del Signore 2024. Cominciamo la nostra trasmissione, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, il nostro nuovo bellissimo sito che è anche un giornale online, quindi lì troverete il nostro direttore Giovanni Sallusti, troverete anche i suoi interventi, le firmissime, Vittorio Feltri e anche tutti noi con il meglio della nostra programmazione. Orbene, cominciamo subito la trasmissione. Avete ascoltato Bronski Beat, Small Town Boy 1984, ma adesso noi abbiamo un battito molto più forte, perché è quello della Lega nel mondo, e io voglio salutare il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, nonché coordinatore Lega del Mondo, Paolo Formentini, che saluto, oltre che co-conduttore di questo programma, lo rivendico con molto orgoglio, e Mariangela Morelli della Lega Portogallo. Buonasera a entrambi. Buonasera. E allora Paolo, questa settimana ci porti da un estremo all'altro del continente europeo. Oggi andiamo proprio al Finisterre in Lusitania. Ci vuoi dire qualcosa di più? Sì, abbiamo pensato per quest'ultima puntata prima delle elezioni, ricordiamo che già da domani si vota, ma ce lo dirà Mariangela Morelli, appunto all'estero, in Europa. Abbiamo pensato di sentire i nostri coordinatori Portogallo, Polonia e Austria, quindi una bellissima carrellata con le loro attività, tutto quello che hanno fatto in queste settimane e continueranno a fare nelle ultime ore, e ovviamente per un ultimo invito al voto. Mariangela, intanto buonasera e grazie del suo tempo. Tra le salite e le discese di Lisbona, quali sono le salite politiche che soprattutto gli italiani di Portogallo vogliono abbattere? In questo momento si respira aria di cambiamento, la metto in questi termini, si respira aria di cambiamento. Ci sono i soliti scettici, ci sono i soliti indecisi, ci sono i soliti convinti da una parte e dall'altra, ma quello che respiro è un clima un po' più sommesso, come quando un vulcano si sta preparando ad esplodere, mettiamola in questi termini. Comunque si respira una grande onda di cambiamento, almeno questa è la mia sensazione, avvallata credo anche dal fatto che il Portogallo in questo periodo a livello nazionale, che è reduce dalle recenti elezioni interne, politiche interne, sta soffrendo una grande spinta immigratoria. Proprio poco fa, prima di collegarci, stavo leggendo un articolo che è di pochissimi giorni fa, che dice che ci sono più di 1 milione di stranieri che risiedono, che vivono in Portogallo l'anno scorso, quindi una crescita del 130% rispetto al 2022, e non è poco, considerando anche le ex colonie diciamo portoghesi, che siano brasiliane, Mozambico, Angola, eccetera. Ma comunque io lo osservo anche vivendo qua, una grande immigrazione a livello di Pakistan, India, insomma questo tipo di nazionalità, e sta creando non pochi problemi anche a livello portoghese, tant'è vero che nell'ultima tornata elettorale addirittura il nostro
cugino Chega nella regione più a sud del Portogallo, l'Algarve, ha fatto strike, ha fatto un monopolio assoluto. Quindi anche su questo si respira una grande aria, un desiderio di cambiamento, di affermazione, di identità, di cultura nostra, di valori. Questo è quello che si respira. Senta, 30 anni fa Antonio Tabucchi ha scritto un libro, Sostiene Pereira. Lei sa che Antonio Tabucchi era molto legato anche culturalmente al Portogallo, e lui partiva dalla storia di questo giornalista che negli anni della dittatura di Salazar aveva giocato un tiro mancino al regime. E Sostiene Pereira in Italia diventò una sorta di libro, come oggi fanno con Scurati, una sorta di libro agitato contro Berlusconi e contro le destre, che venivano viste ovviamente come oscurantiste e fasciste. Ora, dopo 30 anni, il Portogallo è anche quel paese nel quale molto spesso tanti pensionati italiani, grazie a una fiscalità di favore, sono andati a svernare o comunque a passare gli ultimi anni della loro vita, o comunque gli anni dorati della vecchiaia, diciamo così. Ecco, gli italiani di centrodestra, conservatori, gli italiani della Lega, sono visti come una specie di fascisti venuti dall'Italia, oppure non ci sono più queste remore verso gli italiani di questa parte politica? Facciamo un discorso un po' più allargato, perché io sono andata in giro, io vado spesso in giro per il Portogallo per questioni culturali e per incontrare gli italiani connazionali, quindi da nord a sud del Portogallo. Iniziamo a dividerlo un po' in fasce. C'è l'area più produttiva che sta al nord, quella diciamo più agricola che sta al centro, e poi c'è la zona per eccellenza turistica che sta al sud. Paradossalmente io l'ho tenuta diciamo in macro aree. Paradossalmente questa suddivisione porta anche a delle suddivisioni politiche, perché questo è, anche nelle ultime elezioni si è visto questo cambiamento di questo ingresso del cugino Chega anche in zone rinomatamente opposte al centrodestra. Tant'è vero che posso dire per tenerla semplice, facendo un blocco unico, il centro-nord del Portogallo solitamente è in mano al centro, al PSD, quindi al socialdemocratico e al socialista. Questo è sostanzialmente. Poi c'è quell'altro partito che è uscito emergente, se non con maggioranza assoluta, questa tornata elettorale, che è AD, e quindi questo partito è fatto nient'altro che da un'unione di PSD, di PS e di monarchici. Quindi questo è un po' la mappatura, mentre quindi Chega è entrato un po' è penetrato un po' in queste zone del centro-nord, ma il grosso l'ha preso qua dove c'è il turismo, quindi c'è questa macchina che porta un grande indotto a livello di affari e anche di persone, come diceva lei, di cittadini italiani che si sono trasferiti qua, perché il grosso dei cittadini italiani, a parte Lisbona, poi una maggior parte vive qua, vive proprio nella regione dell'Algarve, in questa zona per eccellenza turistica, si vuole anche un po' proprio per il clima che è decisamente più clemente. Per quanto riguarda gli italiani, se parliamo diciamo di come sono spalmati sul territorio portoghese sotto l'aspetto simpatia politica, anche lì diciamo che c'è un grosso nocciolo di PD, per dirla proprio chiaramente. Su Lisbona è forte, con anche socialisti, uguale anche se si parla nella zona di Porto, ci sono parecchi sul socialista, uso i vecchi termini così ci capiamo. Il centrodestra prima. Dov'è che tiene forte?
il centrodestra, allora nella zona dell'Algarve ci sono diverse comunità di persone che vivono, che respirano l'aria di centrodestra, ma ce n'è anche un'altra comunità proprio a sud di Lisbona e qualcuno anche nel nord. Però Bene. diciamo sì, sono un po' sparpagliati. Se io dovessi fare una statistica, direi che comunque qua in questa zona ho notato una specie nell'Algarve, io ho notato una specie di trasformazione dall'inizio, diciamo da 7-8 anni fa ad oggi. Ho notato una specie di passaggio. Senta, l'orologio Sì. purtroppo è inclemente, ma mi dica solo una cosa, perché andare a votare? Voi votate da domani? Noi votiamo da domani dalle 17 orario portoghese, quindi le 18 in Italia. Posso solo dire una cosa: votare non è solo un dovere e un impegno da cittadino civico, non è solo un dovere, votare è una responsabilità. Io non amo delegare la mia vita, il mio destino, il mio futuro, né quello dei miei figli, dei miei nipoti e dei miei amici ad altri. E io Bene. voglio essere artefice del mio destino e non vittima. Scelgo io come chi mi deve rappresentare, come chi rispecchia esattamente quello che io desidero e che io mi aspetto che i nostri rappresentanti facciano per noi, a difenderci sul territorio, a difendere le nostre imprese, i nostri agricoltori, i nostri valori, la nostra cultura. Benissimo, grazie Mariangela Morelli per la Lega Portogallo, grazie ancora. Adesso noi facciamo un balzo di quasi 3.000 chilometri e andiamo in Polonia da Renato Passoni, che è il coordinatore della Lega Polonia. Buonasera Passoni, allora voi siete orfani del PiS, però sono arrivati gli europeisti al governo da quelle parti. Sì, salve, buongiorno. Ben trovato. Qui, diciamo, sì, abbiamo cambiato governo da un po' di tempo, siamo passati dall'altra parte della barricata, purtroppo, dico io, ecco. Però, diciamo così, le cose ancora qui non sono cambiate radicalmente, è stato cambiato qualcosa, specie, diciamo così, nel settore giudiziario, più che altro. Per il resto continuiamo, anche perché il PiS, un partito diciamo così di destra che era prima al governo, è restato come partito di maggioranza relativa qui in Polonia. Quindi bene. sì, in questo senso. E voi italiani di Polonia che cosa vi aspettate da queste elezioni? Noi italiani di Polonia, allora, l'italiano che viene o vive in Polonia è un italiano che viene qua per lavorare, qui non ci sono turisti, sì, qui pochi turisti, ma diciamo così. Però c'è molta industria qua, tutte le grandi multinazionali sono in Polonia perché ancora qui possiamo avere un costo del lavoro abbastanza, diciamo così, abbordabile come comunità europea, ecco, potendo usufruire del marchio CE. E quindi molte multinazionali sono presenti e tanti italiani vengono qui per lavorare, quindi sono tutti imprenditori oppure lavorano managers, tranne qualche ragazzo che viene per Erasmus e tutto, ma per il resto. Allora, all'AIRE sono iscritti 8.500 persone qua in Polonia, mentre realmente saranno circa sui 40.000. Italiani. Molto interessante. Sì, senta, perché, voi quando è sì. che cominciate a votare? Soprattutto perché andare a votare? Allora, noi domani abbiamo il venerdì e sabato. Siamo arrivati qua tramite il Comites, che è gestito, diciamo così, dalla Lega, tra virgolette. Abbiamo potuto aprire una possibilità di voto anche a Cracovia, perché non solo a Varsavia, ma anche a Cracovia.
È la prima volta che si vota a Cracovia, quindi è già un bel passo che abbiamo fatto per dare la possibilità agli italiani, perché se no tanti non si muovono perché la Polonia è molto vasta e quindi è difficile cercare di far sì che tutti possano venire a votare. Perché votare? Perché siamo in Europa anche noi, cioè, quindi nel senso noi votiamo per la delegazione italiana che andrà, però la delegazione italiana fa qualcosa per l'Europa, non solo per l'Italia, quindi noi siamo qua e chiaramente ne beneficeremo o ne pagheremo le conseguenze. Infatti per quello tutti, diciamo, qui gli italiani sono anche abbastanza, diciamo così, propensi a dare un voto, La destra qua in Polonia non se la passa male. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con Fratelli d'Italia, che molti, diciamo così, della Lega sono passati, però ci sono molti pentiti, ecco, questo è importante, e quindi penso che avremo anche un buon afflusso, almeno io ci spero. Benissimo, allora in bocca al lupo e buone votazioni, direi. Grazie, sempre Forza Lega. Grazie. Adesso noi facciamo un balzo a sud, andiamo relativamente vicino all'Italia, perché con noi c'è Lorella Gerace dalla Lega Austria. Buonasera Lorella. Pronto? Pronto? Eccoci, buonasera e bentrovata. Buonasera Lorella Gerace, Lega nel Mondo Austria, Austria Felix. Buonasera a tutti gli amici della Lega in Italia. Grazie, buonasera anche a voi tutti. E dalle parti del Prater, con una Sachertorte, per chi si vota, soprattutto gli italiani cosa si aspettano dall'Austria? Cosa si aspettano gli italiani d'Austria dall'Europa? Gli italiani in Austria sono di due gruppi. Uno sono i quasi frontalieri che stanno qui un paio di mesi e non si interessano di politica. Le aziende, tutti gli italiani di un certo livello si aspettano che cambi questa Europa, che abbia più ascolto per i bisogni nazionali. E dunque nella mia campagna che ho fatto in tutta Vienna ho ascoltato molto i bisogni delle persone, e la cosa che più è piaciuta, è stata accolta della politica di Matteo in Austria, è staccarsi un po' da questa Europa, non staccarsi, diciamo avere un'autonomia maggiore. L'essere governati da Macron e dalla von der Leyen non piace a nessuno. Qui hanno le aziende, parecchi del nord-est lavorano moltissimo e non si sentono considerati, non si sentono diciamo nello spirito attuale della Unione Europea. Per cui ho avuto un grande ascolto da parte di queste persone. Per altre invece dicono ah sì, ma tanto sono tutti uguali, e io in modo divertente gli dicevo scusi, mi guardi, sono come la Schlein o Conte, mi guardi? e niente, quindi qui si aspettano un cambiamento, come dicevo prima. E gli austriaci voteranno sicuramente FPÖ, che è il nostro fratello in Austria, è stato valutato al 30%, quindi un successo enorme, anche perché Kickl, che è il segretario del partito, ha più o meno fatto la stessa campagna elettorale nostra, dicendo prima gli austriaci, e come noi diciamo prima gli italiani, ed ha ragione. E dice basta, che non voglio l'Europa che mi faccia il diktat di quello che io devo fare nel mio paese. Io il mio paese lo conosco meglio di tutti, ed ha ragione. E qua le persone lo hanno ascoltato e c'è una piccola fazione
che ha strappato tutti i manifesti dell'FPO nella città, ma tutti, quindi c'è paura perché ormai il Partito Socialista è in declino e il Partito Popolare qui in Austria si sta smembrando. Quindi l'FPO ha cavalcato come noi gli argomenti giusti, prima gli austriaci, come noi prima gli italiani, e quindi questo sarà un passo avanti. Molto bene. Allora, in bocca al lupo e buone votazioni. Ringrazio tutti, andate a votare. Grazie. 30 secondi di pausa, poi torniamo. Andrea, per favore, riacchiappa Paolo Formentini perché è caduta la sua linea. 30 secondi, torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30, su Radio Libertà, la tua radio. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. A te la linea, Antonino. Grazie caro Andrea, e allora rieccoci qua sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e sono quasi le 18:35. Allora Paolo, mi pare che qui ci sia una forte voglia di destra, o sbaglio? Ma diciamo che la gente ha capito benissimo il messaggio di Matteo Salvini e ha capito che la Lega è l'unica a garantire che non voterà di nuovo la von der Leyen, è l'unica ad aver capito che bisogna salvare il nostro comparto industriale, la nostra industria, che bisogna svenderla alla Cina come purtroppo ha fatto l'Europa, in nome di un'ideologia green che non ha senso, non ha alcun senso, che ottiene un unico risultato, che è quello di smantellare le nostre industrie. Ecco, e questa è una cosa molto grave. Inoltre mi pare che sia caduto quel pregiudizio verso gli italiani conservatori, pregiudizio che peraltro è quello su cui ha giocato Letta, su cui hanno giocato tanti del centrosinistra prima delle elezioni del 2022, tanto che appunto la Meloni poi con una battuta ha detto: avete visto, non abbiamo le branchie. Mi pare che finalmente ci sia uno spazio di agibilità politica per la destra italiana anche a livello europeo, o mi sbaglio? Beh, lo spazio c'è, come? Lo spazio c'è e i numeri ci sono. Ci deve essere la volontà di fare quello che si è fatto in Italia, ovvero di costruire un governo di centrodestra anche in Europa, e ovviamente questo non lo si può fare se si vuole rifare questa maggioranza pasticciata con i socialisti. Benissimo. Allora Paolo, noi purtroppo Simone Billi non risponde al telefono, l'abbiamo contattato 4 volte, quindi niente. Direi che ci ritroveremo poi per fare un'eventuale analisi giovedì prossimo dopo le elezioni. Che dici? Assolutamente sì, intanto invitiamo ancora tutti ad andare a votare Lega e esprimere le preferenze per i nostri candidati nelle varie circoscrizioni. Tanti italiani, oltre a quelli che voteranno in Europa, nelle ambasciate e nei consolati,
torneranno appositamente in Italia in un grande gesto d'amore dalla Svizzera, dall'Inghilterra, e quindi davvero siamo orgogliosi dei nostri concittadini che credono nelle nostre istituzioni, credono nella Lega e fanno dei sacrifici ben maggiori rispetto a noi che qui viviamo pur di votare. Molto bene, grazie ancora a Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, nonché coordinatore Lega nel Mondo. Grazie. Grazie a voi. E allora noi riprendiamo la linea 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp. Stasera il nostro Carlo Cambi ha un po' di ritardo, quindi l'ufficio Cambi aprirà alle ore 19, ma noi abbiamo tutto il tempo per voi. Mi pare ci sia già una telefonata, vero Andrea? Eccomi, Michele Caruso. C'è la telefonata. Ciao Michele, ben trovato. Eccomi, Michele Caruso. Ben trovato, dici tutto, dai. Buonasera Antonino, a te, all'equipe e agli ascoltatori di Radio Libertà, la Talk Radio, in Zoom, il Drive Time, in mezzo ai fatti, con te Antonino Danna. Già, ben trovato. Grazie. Dunque, Michele Caruso invita tutti gli ascoltatori di Radio Libertà a recarsi alle urne per deporre la propria scheda elettorale dentro all'urna, perché è un diritto, dovere civico di cittadino per bene esprimere una propria preferenza, anche perché altrimenti lo fanno gli altri per noi, ed è giusto che tutti ci rechiamo alle urne. Anche perché ormai le elezioni politiche europee sono alle porte, tra l'8 e il 9 di giugno si voterà in tutta Italia. Sì. Il punto di Michele Caruso. Dunque, Vai. Le ultime ore della campagna elettorale per le europee si catalizzano su uno dei temi principali al centro del dibattito politico internazionale, soprattutto in vista di come la questione migratoria, tout court, sarà trattata dalla prossima Commissione europea e da quale approccio verrà proposto dai vari gruppi politici in seno all'Europarlamento. E anche la Premier, il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui problemi dell'immigrazione ha concentrato fin dall'inizio la sua azione di governo, focalizzandola soprattutto sul contrasto a quello illegale degli scafisti che fanno sì che si mietano tante vittime innocenti lungo l'oceano, sembra usare gli ultimi giorni di campagna per ribattere su questo tasto. La Presidente del Consiglio Meloni è arrivata in Albania accompagnata dal Ministro dell'Interno al Viminale, Matteo Piantedosi, per visitare la struttura di Schengen pronta ad accogliere i migranti in arrivo dall'Italia, nell'ambito del patto siglato lo scorso anno con il premier albanese di Tirana e di Rama. A Schengen in particolare verranno smaltite le procedure di ingresso, identificazione e registrazione delle persone sbarcate de facto sulle coste italiane e distribuite dall'altra parte dell'Adriatico per non sovraffollare i centri di accoglienza del nostro paese. Ecco, è proprio il premier Rama nel corso del suo intervento ha voluto attaccare la stampa italiana e quei giornalisti di bassa categoria che hanno criticato il patto sottoscritto con il governo italiano. Non c'è nessuna mafia albanese, è un concetto usato per gettare fango sull'Albania, ha sottolineato il primo ministro di Tirana, attaccando chi ha versato fiumi di fango sul paese per le accuse rivolte di criminalità e corruzione legate ai centri di migranti. Esprime tristezza su tante verità che si sono detti sull'Albania con il chiaro intento di buttare fango addosso ad un paese, dice che loro aiutano l'Italia con il cuore e sono fieri di farlo. Ecco, Italia e Albania sono storicamente nazioni amiche che sono abituate a collaborare insieme, dunque il popolo albanese, così come il primo ministro ricorda, ringrazia per aver offerto loro l'aiuto e aver stretto un accordo di grande respiro europeo, come ha ribadito da parte sua anche la Premier Meloni, che ricorda come si sia assistito ad una campagna denigratoria,
l'Albania è stato definito quasi un narcostato, insomma, qualcosa non torna, perché in tutti i casi precedenti l'Albania era stato visto come un paese che aveva grande voglia di entrare a far parte della famiglia europea, come è successo ad esempio durante l'emergenza Covid, quando il governo albanese inviò 30 medici e infermieri in Lombardia, nell'epicentro dell'epidemia. D'altra parte c'è l'opposizione che ha mosso un jacuzzi molto duro. Si parla addirittura di un hotspot politico montato ad arte, un bluff. Le opposizioni dimensionano l'entusiasmo del governo. Il PD in particolare sottolinea che l'accordo con l'Albania per la gestione di migranti è un grande bluff, poiché oggi ci si limiterà a mostrare le immagini dei container del porto di Schengen, uniche strutture montate in fretta e furia che a nulla serviranno finché non sarà costruito il centro principale a Ghadir. Insomma, sembra una Guantanamo, così come i deputati Dem, come ad esempio la Bonafè o Orfini, annunciano: chiederemo conto in Parlamento di quanto ha pesato sulle casse dello Stato questa gita fuori porta della Presidente del Consiglio Meloni. I deputati democratici ricordano inoltre di essere stati a fine maggio in missione nei luoghi dove, secondo l'accordo Italia-Albania sottoscritto dal governo Meloni, dovevano essere già operativi i centri per migranti. Addirittura Riccardo Maggi di Più Europa si è scagliato davanti alle telecamere contro la Premier Meloni, dicendo che tutto un hotspot pubblicitario, un grande bluff, è una vergogna scandalosa di un governo italiano pasticcione e bugiardo. Ecco, Antonino, se così fosse vero, veramente sarebbe un qualche cosa di assurdo, al teatro dell'assurdo pirandelliano. Prima di salutarti, ricordo che l'Italia affronterà l'Albania agli europei di calcio 2024 di Germania il 15 giugno. Certo, lì si tratta di sport e saremo gli uni contro gli altri, ma se l'Albania viene in soccorso dell'Italia non può essere che cosa buona e giusta. Ricordiamo che bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica e pone in essere un'adeguata riflessione il fatto che ci sia gente che viene da paesi africani dove ci sono carestie, guerre in cerca di salvezza delle proprie anime, e dunque ci sarebbe bisogno di una qualche accoglienza. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Allora, Michele, tu come sempre metti il dito nella piaga e fai delle analisi molto approfondite. Voglio rispondere ad alcune cose. La prima: condivido pienamente l'invito ad andare a votare, perché se non si vota la democrazia non serve a niente e Facebook non è un seggio elettorale. Si vota nella cabina con la scheda in mano e si fa la rivoluzione con questo. La seconda cosa: tu dici la questione dell'Albania. Guarda, io 20 anni fa, anche più di 20 anni fa, in collegio avevo un compagno albanese, si chiama Bledir Rapushi, anzi lo saluto pure perché era veramente una persona squisita, un ragazzo che lavorava tosto, un ragazzo che si impegnava molto. E in particolare un bel giorno venne da noi il più famoso, almeno per gli incarichi che ha ricoperto, uno dei più famosi ex collegiali, cioè Romano Prodi. Venne Romano Prodi e mentre saliva sulla macchina, Bledi si avvicinò e gli disse: signor Presidente, ma l'Albania ce la farà ad entrare in Europa? Allora lui gli strinse la mano e gli disse: ma tu sei albanese? E disse: sì, sono albanese. E lui gli disse: l'Albania entrerà in Europa perché l'Albania è forte. Allora, non è che siccome mo è al governo il centrodestra, l'Albania diventa un paese di corrotti, mafiosi e compagnia bella, perché peraltro Rama è amico della Meloni. Perché allora, quando invece c'era l'amico Romano Prodi, l'Albania era la Svizzera ed era tutto a posto. Anche questo è intellettualmente disonesto e non si fa. Ciò chiarito, l'idea in sé non è sbagliata. Non è sbagliata per il semplice e banale motivo che è la stessa idea che ha avuto Sunak con le rilocazioni nel Ruanda. Cioè, parliamoci chiaro, se l'Europa ti lascia solo con la storia dei dublinanti, con la storia che il primo posto dove arrivano allora bisogna accogliere e così via, è inutile che ci prendiamo in giro. Tanto vale che ognuno fa da sé. L'Italia fa da sé. Istituisce una zona in cui si setaccia chi sta arrivando e si vede chi ha il diritto di entrare e chi no. Basta.
Guardate che questo è stato fatto anche nei confronti degli italiani, da paesi che mi viene difficile definire fascisti, però quei paesi avevano tutto il diritto di dire, prima di aprire le porte: chi sei? Da dove vieni? Che cosa hai in tasca? Hai un lavoro? Come ti troverai dove ti troverai a vivere quando arriverai? Quali sono i tuoi documenti? Paternità, maternità, stai bene, hai malattie, hai problemi, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa normalissima, i paesi hanno diritto di chiederlo. Hanno diritto di chiederlo, i paesi hanno il diritto di regolamentare, di gestire l'immigrazione. Lo dice pure il catechismo della Chiesa Cattolica, questo lo ricordiamo a qualche anima bella che dovesse dire fascisti, ma il Papa qua, là. Quindi, l'Italia ha il diritto di fare questa cosa? Sì. Ha l'accordo con l'Albania? Sì. E allora? E allora è ora di mettere un filtro. Anche perché nel momento in cui ieri il nostro Felice Manti, inviato de Il Giornale, quindi non proprio l'ultimo fesso che passava di là, ma un signore che queste cose le mastica tutti i santi giorni a colazione, pranzo e cena, viene e mi dice: ragazzi, guardate che dietro l'immigrazione regolare, un certo tipo di immigrazione regolare, con il furto dei visti, che è uno scandalo gravissimo, e anziché parlare di certe cazzate ultimamente dovremmo parlare di questo e occuparci di questo in questo paese, se fossimo gente un pelo più seria. Quando viene Felice Manti e mi dice: ragazzi, guardate che qui c'è stato furto dei visti, c'è gente, probabilmente qualche manina di mafia, camorra, 'ndrangheta, quello che è, per far entrare della gente che requisiti non ha, spacciandola per gente con le carte in regola, allora perdonate, a maggior ragione io ho bisogno che ci sia un controllo. Perché, ripeto, non è fascismo gestire l'accoglienza e soprattutto gestire le frontiere. Non è assolutamente fascismo regolare l'immigrazione e regolamentarla, perché se questo non accade, dopo, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, succede quello che v'ha raccontato Anna Cisint in questa trasmissione. E se non avete avuto tempo ve l'andate a cercare sulla pagina Facebook della radio, sul canale YouTube, oppure andate a vedere tra i podcast. La Cisint ha trovato i contratti matrimoniali del Bangladesh che permettono e surrettiziamente inseriscono con lo schema degli omissis in questo paese la Sharia, e in uno Stato laico la Sharia non può avere diritto di cittadinanza, perché l'unico diritto di cittadinanza sono le leggi della Repubblica Italiana. Punto. Va bene, allora diamo un'occhiatina alle zap. Quante me ne avete mandate? Ieri sera ho ascoltato sulla 7 un processo a Salvini da parte di due giornalisti, la Gruber e l'ex direttore di Domani. Lui con un sorriso ironico alle risposte di Salvini: lei quello aveva, c'è un animale nella foresta che quando si è saziato ride, ma chi credono di essere questi signori all'alto della loro sconfinata presunzione? Vorrei vederli, oltre che a parlare di politica dalle loro sedie, andassero a sporcarsi le mani come quelli che la fanno realmente. Sono Diana. Vabbè, la 7 lo sappiamo da che parte pencola, quindi non è che è molto difficile capire perché di certi sorrisini. Poi vabbè, tu puoi avere tutte le idee che vuoi, ma resta il fatto che non devi sfotticchiare l'ospite che viene da te. Buongiorno, Achille dalla Sardegna. Proporrei, dopo tutte queste guerre, si spera in una pace un'araba fenice, certo. Poi ancora, Jenny da Milano. Ciao Jenny, buongiorno, ha ragione l'onorevole Rinaldi. Io specifico, la maggior parte di quelli che mandiamo sono incompetenti. I regolamenti sull'intelligenza artificiale intralceranno la ricerca. Ricordo il blocco della TV a colori che fece chiudere varie aziende, dopodiché abbiamo perso una fetta del mercato dell'elettronica di consumo. Anche questo è vero. Dove mi hai riportato indietro quando misero la questione morale, la Malfa padre mise la questione morale dicendo che la televisione a colori ci avrebbe reso più spendaccioni. Ma vi rendete conto nel 1971 di che cosa si trattava in questo paese? Ancora, andiamo avanti. Buongiorno, va bene tutto, ma il direttore Magnaschi è ossessionato alla Russia e questa sua ossessione, a mio avviso, lo porta a fare considerazioni un tantino di parte, ma proprio un tantino, sul moribondo modello occidentale. Ambrogio. Se questo è moribondo e quello è il modello che sta nascendo, caro Ambrogio,
che Dio ce la mandi buona e anche un buon biglietto per Lourdes, già che ci stiamo. Allora, andiamo avanti. Questo ce l'hanno già mandato ieri, attivate l'autonomia per rimandare nel loro paese. Sì, è inutile che ce lo reiteri, l'abbiamo già letto. Poi vediamo un po'. Qui in Germania, dove è stato vietato suonare o ascoltare il brano L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Fatelo sapere in Italia, visto che nessuno ne parla. Giù le mani da Gigi Dag, cavolo. Allora, vediamo un po', cara Radio Libertà, le solite cose come nel 48 col pericolo che i cosacchi arrivassero coi cavalli a Roma, stesse false teorie per portarci dove vogliono, Italia sveglia, Maurizio. Andiamo avanti. La Russia ha avuto 60 milioni di morti, vergogna Mattarella onnipresente come Zelensky, guarda caso filo nazista, in rappresentanza di chi? Allora eravamo ancora alleati dei nazisti, mancava anche Hamas, ciao Maurizio. Scusami, i morti totali della seconda guerra mondiale sono 55 milioni, da dove saltano fuori questi 60? Poi, che altro c'è? Ricordiamo sempre le origini storiche e le recenti guerre. La Germania avvia prima e seconda guerra mondiale senza pagare i danni di guerra e con l'obbligo di non riarmarsi. Visto ora l'esercito alemanno, trascuriamo le guerre partite dagli USA, l'uso della bomba atomica in Giappone, fanni vergini e puri. La storia va conosciuta, ma la propaganda si basa sull'ignoranza. Infatti, caro Maurizio, la bomba atomica venne utilizzata, l'abbiamo già spiegato altre volte, per risparmiare vite umane di soldati americani. Questo è quello che disse Truman, perché le previsioni erano di circa 2 milioni di morti e una guerra che sarebbe durata fino al 50 per l'invasione del Giappone. Andiamo avanti, vediamo un po' che altro c'è. Non bleffiamo, sempre Maurizio, le percentuali dei voti in rapporto ai votanti è il 50%, perciò tutti più alti e vincenti Maurizio. Ma guarda, io non rapporto un bel nulla. Si va a votare? Sì. Quello quanto ha preso? Il 30%? Quello quanto ha preso? Il 5%? Sempre 30 e sempre 5 sono. Punto. Gli altri non sono andati a votare, non vuol dire che il voto di chi è andato a votare valga di meno. Anzi, vale il doppio perché ha votato anche per gli altri. Benissimo, adesso abbiamo da parte... Ci sei Carlo? Vediamo un attimo se stiamo trovando il nostro Carlo Cambi, se riusciamo ad averlo. Però senti Andrea, noi abbiamo da parte un audio e un'intervista che il nostro Pier Vittorio Scimia ha realizzato con Susanna Ceccardi. Prima di passare a Carlo Cambi, forse era il caso di mandare in onda questa breve intervista. Va benissimo, con la Ceccardi. La mandiamo subito. Benissimo, grazie tante. Allora, adesso Pier Vittorio Scimia. Europarlamentare Susanna Ceccardi, allora onorevole, i manifesti elettorali sono stati imbrattati a Viareggio, ancora una volta si può affermare che questa sinistra, certa sinistra, è violenta, intollerante e si conferma la sua aggressività. Il simbolo degli anarchici sulla mia faccia sul manifesto denota che c'è un clima preoccupante, non è semplicemente una scritta o un'imbrattatura su un manifesto, ma è davvero un sintomo preoccupante di chi non vuole andare a votare o non vota la Lega al centrodestra perché vuole un'Europa del caos, della confusione, dell'immigrazione incontrollata, dei prodotti a basso costo immessi nel nostro mercato che fanno concorrenza sleale ai nostri artigiani e produttori. Ecco, noi vogliamo un'Europa diversa. Io nei manifesti un me o la Salis, un me o la Schlein, un me un Mimmo Lucano, li ho fatti perché io sono alternativa a quelli che vogliono un'Europa senza identità, senza confini, senza un'economia forte. Noi invece vogliamo riportare l'Europa ai suoi vecchi fasti. Ecco, una sinistra che respinge e rifiuta l'identità sua, alla fine bimillenaria, quella cristiana, ma che però si sta piegando sempre di più all'islamizzazione. Questo rischio sta diventando forte anche in Italia, se prima se ne parlava per paesi come la Francia. La questione identitaria, culturale dell'islamizzazione nel nostro paese e nel nostro continente, secondo me andrebbe messa al primo posto, perché le nostre città si stanno lentamente trasformando, anzi velocemente trasformando. Basta andare nei quartieri di Molenbeek o in Belgio o in Francia, ma anche nei quartieri di Roma, Milano.
E anche nei piccoli centri ci sono moschee abusive dappertutto e un'islamizzazione crescente che mette a rischio davvero la nostra cultura e la nostra identità e la calpesta. Vediamo cosa è successo a Treviso con Dante. Alcuni studenti hanno chiesto di non studiare Dante, la cosa più grave è che quei professori gli abbiano accordato di non studiarlo. Significa proprio buttarlo via e calpestare centinaia di anni di storia e di cultura italiana. Io invece credo che la cultura, l'identità debbano essere difese, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci ha reso forti nei secoli e noi dobbiamo difenderlo con tutte le nostre forze. Io l'ho fatto in questi 5 anni e continuerò a farlo con la mia presenza nelle commissioni e nel Parlamento, ma soprattutto con la mia presenza sul territorio. Grazie ancora all'onorevole Ceccardi, grazie sempre per il suo impegno. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, Sole appare egli, Carlo Andare, Cambi. lavorare, camminare. Ciao Carlo, come stai? Sai perché la nostra rubrica non avrà mai tramonto? Perché? Perché va dall'alfa all'alfa. Esatto, straordinario. Carlo, guarda, siamo arrivati a un momento, siamo proprio al momento di stasi prima del finale. Volevo ragguagliarti sugli ultimi lavori. So che ruggisce questo motore di 1750. No, 2492, prego. 2492. O te ci metti 2,5 litri di benzina e io 2,5 litri di Brunello e poi si parte. E vai Carlo, mamma mia. Dai, oggi dobbiamo essere seri perché è un giorno topico. Sì, dobbiamo essere rapidi e invisibili perché a Bruxelles l'europotere del denaro. Francoforte e Marco Debole. A Francoforte la signora Christine Lagarde, una che sa di economia come io intendo di anatomopatologia delle farfalle, ha deciso il drastico taglio, audite, di 1/4 di punto dei tassi di interesse. E vedo bottiglie di Lambrusco che si stappano, delle malvagie che volano. Non c'è cascate. L'ha fatto solo esclusivamente perché sabato e domenica si vota. Non c'è un altro motivo al mondo. Quindi lunedì possono tornare a salire. Ma assolutamente yes. L'ha già anche detto, peraltro. Ha detto, sì, però la pressione inflazionistica rimane su livelli preoccupanti. Che goduria. Lasciate stare. Questi si incassano, pensano una nuova maggioranza Ursula, che poi forse non sarà con Ursula, ma insomma un nuovo compromesso PSE-PPE, ce lo brasano nel sottonoce per l'ennesima volta e saremo tutti felici e scontenti. Ecco, tanto per gradire. Senti, ma qualcosa, no, a parte scherzi, qualcosa un po' aiuta, perché 1/4 di punto comunque sui mutui si sentirà, non immediatamente, non vi aspettate
che la rata di giugno sia più debole, succederà fra luglio e agosto di avere questi 2 spiccioli in più, avremo probabilmente qualche beneficio immediato sul debito pubblico, sempre che le elezioni vadano come piace all'establishment finanziario, perché sennò a scatenarci lo spread contro ci mettono come sputare in terra, anche se oggettivamente oggi c'è un malato d'Europa un po' più ingombrante dei tempi della Grecia o dei tempi di quando fecero secco Berlusconi con un golpe antidemocratico, e cioè c'è la Francia che sta messa peggio di noi probabilmente. Detto questo, poi però abbiamo il patto di stabilità, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, ricorderete, che ci vincola in una maniera pressoché totale. Attenti, perché dopo il taglio di questo quarto di punto operato oggi dalla BCE, torneranno a cantare molto fortemente i fautori del MES. Perché? Per un paio di motivi. Primo, perché ovviamente il MES viene sempre buono per rompere le scatole al governo italiano, ma poi perché i banchieri, vedendosi tagliare i tassi di interesse, avranno bisogno di avere un modo di vendere meglio il loro denaro, di venderlo in maniera forzosa, e il MES è un favore fatto esclusivamente alle banche nel perimetro nuovo con cui è stato concepito adesso. Vedrete che cominceranno i vari Bini Smaghi e compagnia cantante a dire l'Italia ha bisogno del MES, bisogna pigliare il MES. Peraltro Renzi continua a dirlo sul MES sanitario, pigliando una cantonata di proporzioni bibliche, perché come sapete quel MES sanitario, che comunque sarebbero 37 miliardi a debito, quindi un ulteriore debito sul debito, erano vincolati all'emergenza pandemica, cioè lo potevi prendere solo e esclusivamente per fare delle cose che servivano a tamponare i bisogni dei servizi sanitari in rapporto alla pandemia. Oggi non te lo darebbero, e comunque se mai fosse riaperta l'idea del MES sanitario sarebbe a tassi completamente diversi da quelli che ci avrebbero praticato durante la pandemia, appunto. Carlo, ma proviamo un attimo ad andare veramente con la sfera di cristallo, visto che tu accennavi, dice, nel caso in cui noi non votassimo come vogliono lor signori, allora ci libererebbero contro lo spread. Potrei quasi giocarci i gioielli di famiglia, guarda. Ecco, allora domenica notte viene fuori che la Meloni piglia un subisso di voti. Forza Italia diciamo che fa l'11%, non mi voglio sbilanciare troppo. La Lega con una botta diventa a favore, arriva al 9%. Dopodiché poi ci sono altre riflessioni da fare, ma non è questo il momento. E poi succede che in quasi tutta Europa, bene o male, vincono queste compagini di stampo conservatore. Sì. La domanda è, mattina del 10 che succede? La Le Pen è sicuro che vince in Francia. Ecco, la domanda è, mattina del 10 che succede? Succede che si aprono le borse e probabilmente partono i primi sicuri. Quindi le borse apriranno in ribasso. A maggior ragione se avvertono che la Meloni può mettersi alla testa dell'ECR, sapete, il raggruppamento conservatore, e volersi accomodare al tavolo della trattativa per la nomina del nuovo presidente della commissione, che guardate non è detto sia la von der Leyen, perché è molto ribasso come Spitzenkandidat. Non sarà sicuramente Schmidt, cioè il tedesco socialdemocratico ex commissario del lavoro. Potrebbe spuntare un compromesso olandese-belga, e forse potrebbe Macron giocarsi la carta Draghi al posto degli italiani, per impedire che la Meloni possa dare le carte, lei scegliendo di conserva al PPE un candidato gradito al milieu moderato. Un candidato gradito al milieu moderato che potrebbe essere lo stesso Weber, il capo del PPE. Ecco, però siamo sempre lì. Il buon Tajani ha detto no, non si torna dove si è già stati, quindi ha detto che lui non andrebbe a fare il commissario europeo. Ma te ce lo vedresti presidente dell'Unione? Tajani? Sì. Ma
ha molte doti per farlo bene, cioè è una persona preparata perché conosce benissimo i meccanismi di Bruxelles, che sono meccanismi ademocratici, quindi bisogna muoversi con estrema cautela. Ha sulle spalle la responsabilità di essere il ministro degli esteri del terzo paese fondatore dell'Europa, quindi voglio dire, non è che arriva lì con un pedigree alla Di Maio, che fa il piano di benzina agli sceicchi. Decisamente no. Ha un buon carattere diplomatico, non so se è mai capitato di parlarci con Tajani, è un uomo di straordinaria capacità empatica, ma proprio sul piano della cortesia, ed è gradito alle diplomazie americane. Questo quadro farebbe dire che Tajani sì, è un ottimo candidato. Il problema qual è? È che in quel caso Forza Italia sarebbe orfano completamente di una guida e bisogna vedere come rispondono i partiti. Se Tajani andasse, ora faccio proprio la fantapolitica, se Tajani andasse a fare il presidente della Commissione europea, non escludo che Fratelli d'Italia potrebbe avere una sorta di mutazione e si potrebbe ricostituire un grande partito di centro orientato a destra. Insomma, lasciando fine alla Lega di fare il partito territoriale, che con tutte le istanze che noi conosciamo, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che rinascerebbe una sorta di DC e la Lega giocherebbe il ruolo che era quello della Forza Italia 5.0 con un DNA un pochino più radicato nella cultura della destra, ecco. Ma a destra la Lega sarebbe un nuovo MSI o come il Partito Liberale? Credo proprio di no. No, la Lega sarebbe probabilmente più come un partito alla Vox, un partito che ha dei radicamenti in alcuni territori, che su alcuni temi, dalla maternità all'immigrazione, all'identità, alla scuola laica, eccetera, eccetera, tiene fermissimo, all'autonomia, tiene fermissimo il punto, ma un partito assolutamente post-ideologico, molto pragmatico, molto legato al da farsi, insomma. Sempre con la guida di Salvini o con Zaia? Io su questo, come dire, ho forti dubbi che sarà ancora la guida di Salvini, perché un partito, sempre che lo scenario politico si dovesse configurare come abbiamo detto per assurdo, perché in quel caso non ci sarebbe più bisogno di un frontman come Salvini, ma ci sarebbe bisogno di un costruttore di opportunità, e quindi persone che hanno il lungo corso come Zaia, ma anche come Federica, ma come per esempio Molinari, come potrebbe avere Centinaio, come potrebbe avere, scusami, Giorgetti, che quindi hanno maggiore confidenza con la costruzione, diciamo così, di programmi, di prassi politiche, potrebbero pensare di pigliare in mano il partito. Ma ti dico, secondo me nella Lega Salvini sì, Salvini no è un tema abbastanza indifferente per come è costruita l'identità del partito. È un partito che viene mobilitato su delle parole d'ordine che sono, se vuoi, quelle dell'inizio, oggi ovviamente un po' più modificate perché si è modificato il quadro politico complessivo, ma se ci fosse questo rassemblement a destra, in area di centrodestra, tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, la Lega aspetterebbe il compito di interpretare, diciamo così, le istanze più radicali, e quindi probabilmente sarebbe indifferente chi lo guida, ecco. Anche se, ripeto, i conti vanno fatti poi dopo. Certo. Secondo me Salvini ha posto come sua asticella lo stare sopra Forza Italia. Se questo succede, lo pone a riparo di qualsiasi critica e la compagine va avanti. Se questo non succede, è probabile che vi siano, penso, più delle spinte a creare una guida più collegiale che non a detronizzare tout court Matteo Salvini. Senti, ma in tutto questo, Giorgetti, si era parlato, c'erano stati dei rumor su un possibile futuro a Bruxelles di Giorgetti. In questo momento questa compagine di governo, un altro ministro dell'economia con le doti di equilibrio di Giancarlo Giorgetti non ce l'ha. Anche perché bisognerebbe andare a ripescare chi? Tremonti?
Non credo, forse bisognerebbe andare a ripescare uno come Franco, bisognerebbe andare a pescare uno come Cipollone, tirandolo via dalla BCE, cioè bisognerebbe andare a pescare fra le fila dei grandi funzionari dell'economia, del Ministero, della Banca d'Italia, degli istituti di ricerca, perché, ma semplicemente perché non ci sono margini di manovra di invenzione politica, qui c'è da osservare un tracciato tecnico abbastanza stretto, cercando ed in questo Giorgetti secondo me è impareggiabile, cercando di tenere la barra del bilancio in ordine al centro e compensando le varie spinte con delle scelte di tipo politico, ma che siano molto facilmente comprensibili dalla gente. Senti, e invece tornando all'ipotesi Draghi, è un'ipotesi anche in funzione antirussa? Beh, sicuramente sì, ed è in funzione anti-Putin. Decisamente. Scusami, anti-Trump. Cioè con Tajani immagino che invece ci sarebbe, non dico un appeasement, ma un ammorbidimento dei toni. Forse non proprio un appeasement, sicuramente una capacità di dialogo profonda con il White House. Con Draghi si parla più con la parte democratica degli americani e penso che Macron potrebbe spingere proprio sulla candidatura di Draghi tenendo conto anche questo, cioè che un eventuale de-escalation dei conflitti che prevedesse un disimpegno ancorché parziale degli americani potrebbe essere compensato con un maggiore protagonismo di Draghi, che si fa interprete anche di istanze dall'altra sponda dell'Atlantico e consente alla Francia di pigliare la leadership diplomatico-militare dell'Europa. Sempre quella è l'idea, c'è poco da fare. Cioè, da Napoleone in poi sempre quella è stata l'idea. Allora, Però allora loro hanno lavorato da secoli a questa declinazione dell'Europa. Cioè l'Europa è intesa come dépendance della force de frappe di Parigi, ok? Si sono trovati, hanno morso male perché la Germania, che pareva fiaccata dopo la seconda guerra mondiale, alla Germania è stata data l'opportunità da parte degli altri paesi europei di ricostituirsi, fregando anche gli altri paesi europei, parliamoci chiaro, perché i tedeschi hanno avuto abbonati un sacco di debiti, poi si sono dimenticati che questo è accaduto. I tedeschi hanno fatto dumping commerciale pesantissimo sui mercati internazionali appena l'Italia è entrata nell'euro, perché poi le cose vanno raccontate come stanno, e però i francesi hanno dovuto scontrarsi con un'economia che era molto solida, molto sobria, molto export oriented, e quindi i francesi hanno esercitato sì un dominio bancario finanziario, ma insomma hanno masticato male sui mercati mondiali. Tuttavia hanno conservato la loro grande capacità militare e soprattutto hanno quel giocattolino che si chiama bomba atomica. Esatto. Ora, tu non che gli permette di fare la voce grossa. Che gli permette di fare la voce grossa, ma che gli permette anche di raccontare agli altri alleati che senza la Francia l'ombrello dell'Europa è bucato. Parliamoci chiaro, perché non c'è la deterrenza. Poi voglio dire, tu sei circondato da Putin che c'ha l'atomica, gli americani che hanno l'atomica, i cinesi che hanno l'atomica, gli iraniani che hanno l'atomica, e se tu non hai l'atomica, ancorché non mai usabile, come disse Albert Einstein, che gli domandarono come combatterà la terza guerra mondiale l'umanità, lui rispose: come combatterà la terza non lo so, la quarta la faranno con bastoni e pietre, per dire che se ci fosse la terza guerra mondiale l'umanità sarebbe praticamente azzerata, con una pace di Greta Thunberg. Detto questo, se tu non hai l'ombrello atomico, o perlomeno non puoi mettere sulla scacchiera ce l'ho pure io, evidentemente non conti nulla. Ed ecco perché la Francia ha buona consistenza nel pretendere questa leadership. Tenete presente che la Francia ha ancora un imperio militare, cosa che gli altri paesi europei non hanno più. L'unica che ce l'ha è ancora la Gran Bretagna, che attraverso il Commonwealth e altri accordi, pensa alla Nuova Zelanda, all'Australia, al Canada, comunque Sua Maestà britannica è ancora il capo nominale dello Stato. Ma persa la Gran Bretagna, l'Europa non ha fuori dai suoi confini degli eserciti o delle relazioni militari. Gli unici che ce l'hanno
sono i francesi, e quindi per l'ennesima volta i francesi, se devono intervenire nelle aree di crisi, sanno come fare, sanno cosa mobilitare. Vi faccio notare che i francesi sono gli unici che continuano ad avere la legione straniera. Insomma, i francesi all'esercito ci tengono. Noi italiani abbiamo fatto i pacifisti, abbiamo fatto le marce, abbiamo fatto di tutto, non ci siamo resi conto che pur avendo i reparti speciali migliori del mondo, pur avendo alcuni dei comandanti militari più preparati del mondo, li abbiamo fatti andare in giro con delle carriole scassate. E l'importante è che non gridino decima alla festa della Repubblica. No? Che è una stupidaggine, perché mi spiace che non si possa far vedere, oppure se in regia ce la fanno. Se vai sul sito del Quirinale, tu troverai tra le medaglie d'oro della Repubblica la 10ª MAS che ha ricevuto quella onorificenza per aver difeso gli italiani. Sì, questo è fuori discussione. Guarda Carlo, il concetto qua è molto semplice. Purtroppo c'è una parte politica in questo paese che non riconosce una legittimità e un'agibilità politica alla destra italiana. Questa parte politica è la sinistra italiana. Spiace dirlo, ma è così. Ancora io devo sentire parlare i fascisti. Oggi un pezzettino per... vabbè, io ho scritto un pezzettino divertente per Repubblica per una figliolina oggi. Vi do solo le prime 2 righe perché sennò alla verità mi impiccano, perché spoilo un pezzo divertente contro Repubblica. Comincia così: se non votate PD, a guidare la vostra mano è stato Vladimir Putin. Sì. Lo rivela Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles di Repubblica. Si è messo l'elmetto contro la guerra ibrida scatenati a colpi di fake news che avvantaggiano solo la destra. L'ultima che si sono inventati è che le fake news diffuse dal Cremlino su larghissima scala sono fatte per indurre gli europei a votare per i sovranisti o per non andare a votare, spianando la strada a Putin. Mi fa ridere che lo dica Repubblica, che è incappata in una serie di fake news sue spaventose. Vi lo ricordate quando disse che la Schlein al TG1 non ci andava mai, poi gli hanno spiegato che i dati erano del tutto parziali e che invece quella che c'era stata di più era proprio la Schlein. Ma a parte questo, vabbè, io mi ricordo la struttura delta di Berlusconi. Siamo a questo livello, ragazzi. Quindi è chiaro che finché continuiamo con sta roba non andiamo da nessuna parte. Ma tra l'altro, avendo fra le fila dei candidati più autorevoli il PD messo il povero Marco Tarquinio, rispettabilissimo in tutte le sue opinioni, che però è esordito dicendo: io se vado in Europa chiedo lo scioglimento della NATO. Ora, se c'è qualcuno che vuol fare un favore a Putin, certo non pensa che sciogliendo la NATO, che vuole contrastare Putin, non pensa che sciogliendo la NATO è la strada migliore, insomma, siamo chiari. Detto questo, però, la cosa stupenda è che guardavo i siti, guardavo i giornali, con questo taglio della BCE che abbiamo detto essere fittizio, essere di scarsa importanza, però tu vedi che i temi veri, l'economia, i salari, le pensioni, i problemi di contrastare l'invadenza cinese sui mercati che è ripresa in maniera spaventosa, il non valutare che cosa farà oggi Modi, che è stato rieletto ma un po' azzoppato in India, per dare una prospettiva di assoluto primato a 1.600 milioni di persone, quali sono gli indiani, quindi che invaderà i mercati e farà un dumping spaventoso sui costi di produzione, eccetera, eccetera. Tutta sta roba non c'è, perché la cosa più importante è stabilire se Vannacci, che dite, che fa una battuta da militare veramente anche un po' sciocchina, fate una X, una decima sulla scheda, è l'allarme democratico. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma se tu scopri domenica che a votare ti c'è andato il 35-38% delle persone, la colpa la dai a Putin o la dai all'Europa che non ha saputo minimamente diventare confidente con i cittadini? Non solo, poi diranno che comunque se vince la destra è delegittimata perché è andata a votare solo il 38%. Esatto. Io mi permetto di dire che un voto in queste condizioni vale doppio, visto che gli altri in massa hanno detto fate voi. Cioè,
Non ho capito. Se tu prendi il 38%, dico per dire, va a votare il 38%, e la destra prende il 50%, il 60% di questo 38%, è pur sempre il 60%. Cioè non è che dobbiamo stare a fare la proporzione, la verità è che c'è un corpo di elettori che ha scelto di non votare e i conti si fanno sui voti effettivi. Quelli che non sono andati a votare hanno detto: a me sta bene quello che decideranno quelli che hanno alzato il culo dalla sedia e sono andati a votare. Sono d'accordo con te dal punto di vista dell'esercizio democratico, però mi porrei un altro problema. Se un'elezione continentale, a fronte di due conflitti, quello ucraino e quello dei tagliagole di Hamas che vorrebbero eliminare Israele, a fronte di un'area di pericolo enorme per la nostra economia, che è quella del Mar Rosso con gli Houthi, a fronte di un Iran probabilmente devastato, credo adesso al suo interno, anche se non si sente più un fiato che arrivi da Teheran, e anche questo dimostra la pochezza del nostro sistema di informazione, a fronte di una Cina che sta strangolando Taiwan, a fronte di un'India che sta facendo valere il suo revanchismo, a fronte di paesi come il Brasile, che in mano a Lula tutti si sono convinti che sia una roba che si apre alla democrazia, quando in realtà sta facendo delle robe dal punto di vista economico peggiori di quelle che potrebbe fare Soros. A fronte di tutto questo, se tu hai una affluenza alle urne in Europa complessivamente molto bassa, come puoi dire quello che ha detto Mattarella, diamo sovranità all'Europa? Ma quale sovranità gli dai? Ma siamo veramente convinti che l'Europa sia veramente nata, o dovremmo, copiando la dolorosissima e stupenda riflessione di Oraria Fallaci, scrivere lettera a un continente mai nato? Lettera all'Eurabia. Lettera all'Eurabia è la sua invettiva contro l'Islam, ma lei scrisse questa cosa bellissima, lettera a un bambino mai nato. Sì. Non si è mai capito se lei interruppe la gravidanza o lo perse. Questo figlio che doveva avere dal suo grande amore greco, scrisse questo libro bellissimo, Lettera a un bambino mai nato, per raccontargli come sarebbe stato un avvenire radioso, e fece per renderlo tutto che questo avvenire radioso non ci sarebbe stato. Ma io vorrei scrivere una lettera a un continente mai nato, l'Europa, ma è un continente che non può nascere perché non vuole riconoscere le comuni radici giudaico-cristiane, perché non vuole darsi una lingua comune, e forse non se la può neanche dare, perché non ha una cultura comune, perché non ha un'etnia comune. Quando io dico che gli Stati Uniti d'America sono nati in forza del colonialismo, questa è la verità. Gli Stati Uniti d'America sono nati perché i coloni sono andati e hanno conquistato una terra. Non perché gli indios, i nativi americani volessero fare gli Stati Uniti. Avevano una federazione di tribù, ma non era un complesso statuale. Gli Stati Uniti d'America sono nati perché hanno spianato, facendo una strage senza precedenti e imponendo i coloni inglesi la loro cultura sugli altri. Non vi dimenticate che gli USA sono figli di una guerra civile. Esatto. Esattamente. Soprattutto il punto è che dopo la guerra civile loro hanno fatto di tutto per integrare le varie etnie e dire siamo tutti americani. Ma l'hanno fatto attraverso una cosa molto semplice: la crescita e la diffusione del benessere. Non hanno fatto un altro modo, non hanno fatto con i tedeschi che hanno preteso di rendere gli altri sudditi. Cioè io ogni volta che penso all'Europa mi viene in mente Giulio Andreotti, che certo non poteva essere tacciato di essere un guerrafondaio, eccetera, eccetera. È forse l'anima più lucida del cattolicesimo politico, Giulio Andreotti, il quale diceva sempre questa cosa: voglio così tanto bene la Germania che ne preferisco due. Sì. È vero, è così. Ma poi soprattutto c'è anche questo fatto, c'è l'idea del benessere, delle opportunità per tutti, che si è tutti americani a prescindere. Certo. E questo tra l'altro anche a discapito ma aspetta, però con un rigore della legge spaventoso. Sì.
Cioè, tu guarda Biden, Sleepy Joe, che gli hanno detto che era il democratico, ti ricordi Putin fa il muro contro i messicani, sta facendo una legge contro l'immigrazione che è peggiore di quella di Trump. E lui ha detto che è stato costretto. E certo che è stato costretto, grazie, perché in America vale una cosa, tu sei cittadino dello Stato, cioè, hanno imparato dai romani, ok? Cosa facevano i romani quando conquistavano una terra? Ti spremevano, ti mettevano sotto osservazione, se facevi il bravo diventavi cives romano, se no rimanevi schiavo e selvaggio. Questo è. Ora noi questa roba qua ce la siamo dimenticata, è palese che ce la siamo dimenticata. Esatto. Tu sei cittadino britannico perché i tuoi genitori sono stati là. Sì. E Sua Maestà Britannica, siccome hai contribuito al benessere del regno e non hai rotto le balle, ti riconosce come cives britannicus, cioè esattamente quello che facevano i romani. Ma noi sono decenni che ci rompiamo le balle con le varie Schlein sullo ius soli, sullo ius culture, lo ius scole. Io mi contorco quando sento parlare di ius scole, credimi. Non comprendendo che il termine è uno solo. Tu accetti le leggi di questo Stato, lavori per il benessere di questo Stato tuo e dei tuoi concittadini, sì. Dopo 10 anni che ci stai e ti fai un culo alla Madonna, ti do la carta verde, punto. Cioè, non sì, è calma, dopo 10 anni che stai e ti fai un culo della Madonna e non devi avere neanche $100 di divieto di sosta. Sì, esatto, devi essere stato vabbè, però, e devi dimostrare al giudice che tu sai leggere, scrivere e comprendere la lingua del tuo paese. Non ti dimenticare, come ti chiami? Non ti dimenticare che i nostri migranti, quando arrivavano a Ellis Island, facevano 6 mesi di quarantena in cui venivano edotti sulla lingua inglese, sui diritti, sui doveri. Come no? Lo stesso valeva per i sudditi di Sua Maestà Britannica, lo stesso vale più o meno in tutto il mondo. Come no? Però da noi arriva Carlo la Rackete che ci fa la morale su come bisogna accogliere. Siamo fascisti, ogni volta ci fanno la predica, ma anche noi andavamo coi barconi. No, cazzo. No. Noi non andavamo coi barconi. Noi casomai andati con i transatlantici stracolmi, esatto, con gente che mangiava i topi che stavano alla sentina, e che però è sempre arrivata come quelli che andavano in Belgio, poveracci, ammazzati, come si sa, a Marcinelle, che hanno fatto grande il Belgio, e i belgi oggi ci vogliono ammazzare, però non c'è mai stata questa non comprensione del fatto che se tu entri in un paese, vuoi diventare cittadino di quel paese, ti devi conformare a quel paese. Cioè, chiudiamo perché evidentemente i nostri discorsi sono sgraditi alla regia. No, purtroppo è finito il tempo, questo è il fatto, Carlo, ti chiedo. Il tempo ha fatto 80 anni. Sì. Quindi E resta un grande giornale, li salutiamo con affetto. Anche perché saluto Tommaso Cenno, che è stato un mio collega nel gruppo Espresso, molto intelligente, molto raffinato intellettualmente e molto laico nel pensiero. Ecco, e questa è una cosa da non sottovalutare in questi tempi abbastanza bui. Un po' di luce ci vuole sempre. Carlo, grazie come sempre. Una sgasata e alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao. Sigla e qui Parlamento. Avete ascoltato Ufficio Cambi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. E allora, rieccoci, le 19:30 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Il gradito ritorno dell'onorevole Igor Iezzi. Buonasera, onorevole. Buonasera a tutti voi ascoltatori. E allora, stasera parliamo di altri emendamenti al DL Sicurezza. Di che cosa si discute? Vi ricordiamo che l'onorevole fa parte anche della commissione parlamentare che indaga la delinquenza nelle periferie delle nostre città. Prego, onorevole.
Sì, oggi direi che la notizia importante e tragica è questa di questo signore Simone Borgese, che è stato arrestato per un nuovo stupro che aveva commesso un primo stupro anni fa, è uscito dalla galera nel 2022 e qualche giorno fa ha ricommesso lo stupro. Ecco, diciamo, io proprio qualche giorno fa ho presentato un emendamento a favore della castrazione chimica e devo dire avevo ricevuto molte critiche da parte della sinistra, perché dicevano che fosse anticostituzionale o che rappresentasse l'inizio di un regime. E io credo che oggi la sinistra dei Bonelli, della Slai, della Boldrini, di Maggi devono un po' vergognarsi per quello che hanno detto, perché oggi appunto di fronte all'ennesimo crimine compiuto da questo stupratore seriale, acquista maggior significato l'emendamento che noi avevamo proposto a favore della castrazione chimica, che ricordo è un trattamento farmacologico e non certo un provvedimento, la legge del taglione, ecco. Quindi questo fatto dimostra la bontà di quell'emendamento. Uno stupratore seriale che dopo aver scontato la sua pena è uscito dalla galera e ha ricommesso il fatto, ecco, molto probabilmente se l'avessero sottoposto a una qualche forma di castrazione chimica oggi non saremmo a commentare notizie del genere. Capisco. Ecco, e oltre a questo, diciamo così, quali sono i temi più caldi per garantire più sicurezza alle italiane e agli italiani in questi giorni? Ma guardate, noi abbiamo presentato degli emendamenti che sono soprattutto su due filoni. Il primo è la tutela delle forze dell'ordine e quindi per esempio abbiamo presentato emendamenti tesi a fare in modo che per esempio le spese legali delle forze dell'ordine siano pagate, perché noi non possiamo pensare che di fronte a denunce che magari più delle volte, come abbiamo anche visto in episodi passati, sono totalmente inventate, il poliziotto, l'agente di polizia si ritrovi abbandonato e da solo. E poi invece altri emendamenti sul fronte della tutela della sicurezza. Ecco, per esempio mi riferisco a un emendamento che io personalmente considero molto importante, che va a punire il reato di integralismo islamico, cioè un reato che colpisce tutti coloro che propagandano idee contrarie ai diritti del nostro paese. Mi riferisco per esempio a chi propaganda la superiorità dell'uomo nei confronti della donna, a chi sostiene l'applicazione di pene quali la flagellazione, la mutilazione, che sembrano cose strane, ma che spesso noi abbiamo sentito all'interno delle moschee. Quindi insomma reati che servono poi anche per prevenire crimini che spesso ne vediamo nelle nostre periferie, oppure per esempio emendamenti che servono a creare l'aggravante per chi commette reati all'interno per esempio dei cantieri relativi alle opere infrastrutturali strategiche. Penso per esempio a quello che nei mesi passati è successo in Val di Susa con la TAV, dove dei criminali sono entrati nei cantieri e hanno distrutto tutto, minacciando sia le forze dell'ordine sia gli stessi lavoratori. Ecco, tanto per ricordarlo ai nostri ascoltatori. Diciamo così, Esatto. c'è bisogno di un maggiore rispetto anche dell'autorità, che ultimamente, negli ultimi 20 anni è scemato, se guardiamo anche ai vari episodi di cronaca che non mancano su questo tema. Mi sembra che ci sia ancora molto da lavorare. Ma allora, c'è moltissimo da lavorare e io credo che anche la politica su questo possa dare un contributo, non solo approvando norme come quelle che io credo che come Lega abbiamo presentato all'interno per esempio di quest'ultimo pacchetto sicurezza del quale stiamo parlando, ma anche a livello culturale. Ci sono forze politiche che ogni volta che succede qualcosa immediatamente puntano il dito contro le forze dell'ordine, quando in realtà le forze dell'ordine il più delle volte sono costrette ad agire per evitare che succedano
problematiche ben peggiori. Mi riferisco per esempio a quello che succede spesso durante le manifestazioni, quando finisce con l'aggressione da parte dei manifestanti nei confronti della polizia, con la polizia che ovviamente reagisce magari con cariche spesso di alleggerimento, e c'è una parte politica che punta sempre il dito nei confronti della polizia. È chiaro che se questo è l'esempio che dà una parte politica, la conseguenza è che poi nelle nostre strade non c'è più il rispetto minimo per gli agenti, che ricorda è gente che lavora per 4 lire per permettere a noi di godere di un minimo di sicurezza. E allora il primo passo è proprio, come stava in parte dicendo anche lei, è proprio culturale, e lo devono fare per primi coloro che possono dare l'esempio, e mi riferisco in particolare ad alcuni politici. Ma l'abbiamo visto anche ieri, per esempio, con quello che è successo in Albania, dove un politico d'opposizione si è messo a fare una piazzata e poi pretendendo pure, come dire, di passare per vittima. È chiaro che se questo è l'esempio, il risultato non può che essere quello che noi vediamo spesso sulle nostre strade. Sicuramente. Senta, onorevole, per concludere, domani che cosa farà domani? Quali sono i suoi prossimi impegni? Domani noi a Milano abbiamo una iniziativa importante. In mattinata inauguriamo una nuova sede in via Esterle a Milano, una nuova sede della Lega, tra l'altro in una zona appunto molto, molto sintomatica, perché è una traversa di via Padova, dove già ci sono diverse realtà, diverse moschee, diversi luoghi di preghiera degli islamici, e in quella strada lì in particolare, in via Esterle, Sala si è fissato che vuole costruire quella che è la più grande, che potrebbe essere la più grande moschea, la moschea di Milano. Quindi il fatto che noi saremo lì in mattinata per inaugurare una nuova sezione credo che sia un buon segnale. L'appuntamento, se posso ricordarlo, è per le 11:30 in via Esterle a Milano. Molto bene, allora grazie del suo tempo. Grazie, e allora a voi, appuntamento in quel di Milano. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. Dunque, siamo giunti alla fine di questa puntata. Domani noi ci ritroveremo alle 17:30 sulle magiche onde di Radio Libertà con Lorenzo Viviani, perché ci sarà niente po' di meno che Chilometro Zoom, quindi noi vi si aspetta come sempre, correte numerosi. La canzone con cui ci salutiamo di questa sera è di Daniela Goggi, Sto ballando, del 1978. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento quindi domani 17:30 con Lorenzo Viviani, Chilometro Zoom, e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai